Nella settima domenica di Pasqua celebriamo la solennità della Ascensione del Signore. Anticamente era collocata di giovedì perché 40 giorni da Pasqua cadono di giovedì. Però la nuova legislazione italiana, avendo soppresso la festività, ci ha indotto ad assommare la settima domenica di Pasqua con la festa dell'Ascensione, quasi 40 giorni dopo. Quel termine cronologico lo deriviamo dall'inizio degli Atti degli Apostoli. Abbiamo letto questo libro lungo tutto il periodo pasquale, adesso che siamo verso la fine, torniamo all'inizio. Leggiamo proprio la prima pagina degli Atti, con la dedica che Luca fa a Teofilo, a cui aveva già dedicato il suo Vangelo. E dice di avere fatto queste ricerche per insegnargli la solidità della tradizione ricevuta. L'inizio degli Atti fa da abbottonatura con la fine del Vangelo. Riprende l'annuncio del Cristo risorto, che parla con i discepoli dopo la sua Pasqua e li lascia in modo solenne e prodigioso. Dal Monte degli Ulivi i discepoli lo vedono salire al cielo, rapito da una nube. Per commentare questo evento, il Salmo 46 è stato scelto fin dall'antichità perché contiene il verbo ascendere. Dio ascende tra canti di gioia. E questo salmo parlava dell'Arca dell'Alleanza, che veniva portata in giro per la città santa e poi dalla base della valle saliva fino al monte del Tempio. Ascende il Signore tra canti di gioia, fra due ali festanti di popolo, l'arca, che rappresenta il Signore, sale verso il santuario. I cristiani hanno riletto queste antiche parole come immagine del Signore risorto che sale al cielo. Ascensione e Pasqua sono un'unica festività. Sono due modi per presentare l'unico evento straordinario. A Pasqua sottolineiamo che il morto è vivo. Nell'Ascensione sottolineiamo che l'umiliato è glorificato. L'hanno ammazzato disprezzandolo, ma è vivo e glorioso. Sale al cielo e siede alla destra del Padre. Vive e regna. Sempre insieme questi due elementi. Cristo risorto vive e regna. A Pasqua sottolineiamo il fatto che vive, nell'Ascensione sottolineiamo il fatto che regna, ma è la stessa realtà che si sovrappone. Il Vangelo, secondo Luca, ci propone proprio la conclusione del suo racconto, con un altro particolare sulla ascensione. Si dice che il Cristo risorto, apparso ai discepoli nel cenacolo, li conduce fuori verso Betania e alzate le mani li benedisse. Viene attribuito al Cristo risorto il gesto di alzare le mani in forma di benedizione. È una benedizione sacerdotale. Il Cristo risorto, terminato il sacrificio di se stesso, benedice il popolo. E mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su, in cielo. Ed essi si prostrarono davanti a lui. È una liturgia di adorazione. I discepoli adorano il Cristo risorto,
lo riconoscono come Dio, ricevono la sua benedizione e tornano a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel Tempio lodando Dio. Luca ha lasciato proprio nel finale del suo testo alcuni termini fondamentali del suo insegnamento. Ad esempio, la gioia e il Tempio. Il suo racconto era cominciato nel Tempio con la visione del vecchio Zaccaria e finisce nel Tempio con i discepoli che lodano il Signore. Avere incontrato Gesù li ha colmati di grande gioia. L'esperienza dell'ascensione non è un fatto triste di perdita del Signore, ma è l'accoglienza della grande gioia interiore. Il Cristo che va al Padre viene dentro di noi e compie in noi la sua opera sacerdotale. Questo tema importantissimo è sviluppato dalla lettera agli Ebrei, di cui ci è proposta una lunga pagina, difficile ma molto importante. Sono versetti tratti dal capitolo 9 e 10, in cui si sottolinea l'opera del Cristo, che nella sua morte e risurrezione è entrato nel santuario di Dio. L'antico Tempio di Gerusalemme era fatto a compartimenti sempre più interni e santi, fino ad arrivare al Santo dei Santi, che è il luogo inaccessibile. È il santuario vero e proprio, dentro il quale poteva entrare una volta sola all'anno un uomo solo, il sommo sacerdote, con il sangue di un animale sacrificato. E questo ingresso serviva per chiedere l'espiazione dei peccati. In ebraico si chiama Kippur. L'autore della lettera agli Ebrei ha riletto questo antico rituale giudaico come immagine di ciò che ha compiuto Gesù, il quale ha offerto se stesso. Quindi con il proprio sangue, non con quello di un animale, è entrato nel santuario, che è il simbolo del cielo, cioè è arrivato nel mondo di Dio e ha passato il velo. Il velo del Tempio era una grande spessa cortina che separava il Santo dei Santi. Non veniva mai aperto, se non leggermente scostato per poter permettere al sommo sacerdote di entrare. Anche gli evangelisti dicono che alla morte di Gesù il velo del tempio si squarciò dall'alto in basso. È un'idea di ingresso. La lettera agli Ebrei lo dice espressamente e spiega che il velo è la sua carne. Gesù è passato attraverso il velo della sua carne, cioè la sua umanità. Proprio in forza della sua umanità e della sua sofferenza reale, concreta, col suo corpo, ha attraversato la morte e non si è fermato nel mondo dei morti, ma ha raggiunto il santuario, è entrato nel mondo di Dio e ha ottenuto una piena redenzione, una perfetta libertà. Ha offerto l'unico autentico sacrificio che ottiene veramente il perdono dei peccati, per tutti, per sempre. Questo è l'evento dell'ascensione. Il Cristo entra nel santuario di Dio, ottenendoci una redenzione eterna. Anche noi possiamo con grande gioia ritornare nel Tempio, non la struttura fisica, ma Gesù Cristo, l'agnello, che è il nostro Tempio, che ci mette in piena comunicazione con Dio e ci riempie di grande gioia.